in questo mondo che guarda all'effimero, guarda naturalmente all'esibizione, noi abbiamo cercato di scavare com'era tutto questo, che cosa accadeva in passato. E in questo senso sono uscite storie davvero affascinanti, appassionanti, tragiche, e lo capirete poi durante la nostra visita, ed è una vista su un aspetto anche economico del territorio che ci porta a riflettere. Quanto delle arti figurative noi abbiamo l'obbligo all'interno dei musei di far conoscere alle persone, proprio perché conoscendo il passato si intuisce molto meglio che cosa sta succedendo oggi nella nostra società moderna. L'esposizione che è stata scelta da Massimo Cantini Parrini, che è appunto uno storico del costume e fra i più acclamati costumisti al mondo, è una scelta che guarda tre pezzi, due pezzi appartenuti alla contessa Giovanna, un abito che è appartenuto al conte, al padre, al conte Francesco Antonio. Sono pezzi che hanno una grande storia alle loro spalle e che poi fra qualche istante noi narreremo, e che tutti i cittadini, tutti i turisti che verranno a Palazzo d'Arco potranno vedere, perché da oggi si inaugura proprio una sezione espositiva permanente nella quale verranno inseriti periodicamente parte degli abiti che compongono la grande collezione della famiglia d'Arco. Questi tre abiti di Casa d'Arco ci dimostrano intanto quanto fosse seguita la moda appunto da questa famiglia, e poi sono un perfetto esempio di passaggio anche della moda tra l'Ottocento e il Novecento, perché appunto storia della moda, storia della società, della cultura, dell'arte vanno sempre di pari passo. Prendiamo ad esempio questo cappotto che può essere ispirato allo stilista Paul Poiret, appunto dalle linee molto morbide e solitamente monobottone con due bottoni. L'abito turchese è un abito che già si comincia a slanciare in verticalità, quindi meno imbottito, si comincia ad utilizzare meno il corpetto. Per quanto riguarda il completo da uomo, vediamo ad esempio che la giacca si comincia ad accorciare, non è più a redingote, ha delle misure diciamo più simili a quelle contemporanee. Ogni iniziativa richiede un contributo notevole di energie e quindi abbiamo avuto l'aiuto della Cariplo, che è stato fondamentale, perché non è sufficiente restaurare dei vestiti e metterli in mostra, bisogna poi conservarli e trovare i posti giusti affinché siano climatizzati e quant'altro.